Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, questo è 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di una patologia molto particolare e molto diciamo invalidante e anche spietata nel suo essere terribile, ma lo facciamo da un punto di vista molto ma molto interessante, perché ne parleremo dal punto di vista proprio anche della gestione di questo tipo di situazione così difficile. Lo facciamo questa mattina in una maniera abbastanza straordinaria per la nostra trasmissione, perché avremo il piacere di un ospite graditissima in studio, ma avremo anche nel contempo e contemporaneamente in videoconferenza una seconda persona sempre in nostra compagnia. Andiamo anzitutto a salutare la persona che è qui in studio con noi. Si tratta di Ialina Vinci, vice coordinatrice della consulta per le malattie neuromuscolari della Regione Veneto. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. E la signora Vinci è la vice, invece la coordinatrice della consulta per le malattie neuromuscolari della Regione Veneto, Emanuela Pozzan, è in videocollegamento con noi. Buongiorno a lei, signora Pozzan. Buongiorno a tutti. Grazie a entrambi di essere con noi. Partiamo proprio con la signora Pozzan chiedendole, noi questa mattina parleremo, certo, di malattia, ma parleremo anche di questa realtà che si è creata, una consulta. Anzitutto è una creatura abbastanza giovane, ma come nasce l'idea di una consulta e soprattutto, ci scusi, che cos'è una consulta? Allora, le consulte sono delle organizzazioni di più associazioni che si mettono assieme per risolvere dei problemi comuni. Stanno nascendo in ambito neuromuscolare un po' in tutta Italia e finalmente abbiamo la consulta del Veneto che rappresenta al momento 15 associazioni che si sono messe assieme per tentare di superare i problemi che ci sono in ambito neuromuscolare nella gestione di queste malattie. Capiamo, oltretutto ovviamente è una situazione che riguarda molti nuclei familiari, molte persone, per cui anche il fatto di dare un coordinamento a questa, ci scusi il termine, rete di vera e propria sofferenza, crediamo che sia anche un modo, non diciamo per alleviare il dolore, ma perlomeno per riuscire ad affrontarlo in maniera diversa, o ci sbagliamo? Certamente, per affrontare con più voce in capitolo, diciamo, perché noi che viviamo queste malattie nella nostra quotidianità possiamo sinceramente dare un grosso contributo anche a tutti gli enti che navigano intorno a queste malattie per cercare di dare le risposte migliori per la gestione di queste malattie stesse. Certamente. E noi appunto cogliamo l'occasione proprio con la nostra ospite in studio, che tra l'altro Ialina Vinci, che è la vice coordinatrice della consulta per le malattie neuromuscolari della Regione Veneto, a sua volta lei fa parte di un'associazione, no? Come la signora Pozzan, anche lei, cioè rappresentate due realtà che a loro volta convergono in questa consulta. Come diceva Emanuela, la consulta raccoglie parecchie associazioni, in Veneto raccoglie 15 associazioni che lavorano sul territorio, alcune sono associazioni nazionali, alcune sono proprio legate al territorio e che rappresentano malattie diverse oppure parecchie malattie sempre diciamo nell'ambito neuromuscolare. Quindi l'associazione di Emanuela per esempio è della sua malattia, è una malattia molto rara. È una distrofia, si chiama sarcoglicanopatia e io invece ho un figlio con una malattia molto più comune che è sempre una distrofia, quindi gli effetti poi alla fine sono molto simili, però diciamo l'origine genetica è diversa e la malattia di mio figlio è la distrofia di Duchenne. È tra le distrofie la malattia più comune, colpisce un maschio, diciamo, perché colpisce solo i maschi su 3.500 nati e quindi si colloca diciamo, tra le malattie più comuni, tra le malattie rare, ecco, se vogliamo un gioco di parole. Sì. Quindi io rappresento il Parent Project nell'ambito della nostra consulta, che è un'associazione nata a livello nazionale per
fare della ricerca e per aiutare le famiglie che hanno in genere appunto dei figli, per quello che si chiama proprio Parent Project, perché colpisce in età infantile, quindi già nei primi anni di vita, è un'associazione appunto a livello nazionale. Poi ci sono altre associazioni che fanno parte della consulta, che sono, come dicevo, più legate al territorio, in particolare una forte presenza è quella della WILDM, quindi l'Unione che tutti conoscono, credo, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che ha invece una radicazione sul territorio a livello provinciale, quindi ci sono rappresentate tutte le province del Veneto. In realtà non tutte, perché la provincia di Rovigo non è rappresentata, però le altre province ci sono. Quindi in totale abbiamo raccolto 15 associazioni di diverse malattie, come dicevo, alcune molto rare, altre meno, che comunque hanno come risvolto delle problematiche simili, che richiedono quindi una gestione spesso con la fisioterapia, la riabilitazione, perché spesso sono malattie, siccome sono malattie genetiche, la ricerca sta portando avanti tante possibili terapie, e soprattutto terapie geniche, ma al momento poche sono quelle che sono arrivate ad essere somministrabili, mentre il discorso della fisioterapia è un po' trasversale a tutte queste patologie ed è fondamentale per il trattamento, anche per migliorare la qualità di vita dei pazienti, dei portatori di queste malattie. Sì, per il movimento, anche per poter correggere delle difficoltà che inevitabilmente la malattia porta, e dunque per, appunto, come dice lei, per garantire una qualità di vita più accettabile, ecco, diciamolo. Dicevamo con la sua collega, signora Pozzan, che in questo momento la ricerca ha questo tipo di approccio da un po' di tempo a questa parte, che si chiama multidisciplinare, che riesce a creare un po', come dire, una garanzia di specialità di tante persone, nel senso, parliamo di specialisti che vengono da esperienze e ambiti diversi e che comunque interessano lo specifico, la malattia nello specifico, cioè ci sono problematiche che hanno a che fare per esempio non solo con un fatto fisico ma anche con un aspetto psicologico e riabilitativo sotto tanti punti di vista, crediamo. Certo, l'approccio multidisciplinare a queste malattie è fondamentale, perché molto spesso, per fare un esempio, anche i medici di famiglia o i pediatri di libera scelta hanno delle difficoltà, essendo queste malattie molto rare, quindi conoscere nello specifico dipende dal caso che si ha sotto mano, diciamo. Quindi anche i medici di base sentono il bisogno di essere accompagnati da neurologi e altre figure che possono essere il fisiatra, l'ortopedico, il cardiologo, il pneumologo, il nutrizionista e anche lo psicologo, per non parlare di fisioterapisti. Sì, quindi specialisti, che ognuno esprime un ambito diverso, ma che ognuno contribuisce in modo importante per il prosieguo dell'esistenza, della vita di una persona che è colpita da questo tipo di malattie. Se non le spiace, cogliamo l'occasione per chiederle la sua qualità di vita qual è oggi. Allora, per quanto riguarda l'aspetto fisioterapico, diciamo che si sente una grande carenza, perché queste malattie hanno bisogno di essere seguite costantemente. Non si può fare un ciclo di fisioterapia continuativo di 10 sedute in un certo periodo dell'anno e poi abbandonare la persona a se stessa. Quindi c'è bisogno di una continuità, di un controllo e anche di una risposta verso l'alto, nel senso che se ti viene prescritta ad esempio una determinata fisioterapia, non è detto che poi tu sei
a posto così. Deve essere un ritorno, devono esserci degli obiettivi, anche perché la fisioterapia può portare a mantenere delle funzionalità che nel tempo vengono meno magari un po' più in là, quindi rappresenta anche un risparmio di risorse dallo Stato, diciamo. Ad esempio mantenere un bambino e la capacità di camminare per un anno in più ha un rientro in termini di aggravamenti che è molto consistente, perché posticipa determinate problematiche polmonari e anche di altro tipo. Certo, sì, ci crediamo indubbiamente. Sì, per cui insomma potremmo dire che sono situazioni che abbisognano di un monitoraggio continuo, per usare un termine, chiamiamolo tecnico, cioè non è che si possa pensare a una terapia, chiamiamola non palliativa ma momentanea, da abbandonare e lasciare la persona al suo destino. Insomma, ci sono persone che devono seguire un percorso che va avanti. Certo, devono essere, anche perché sono malattie che purtroppo sono portate all'aggravamento appunto perché non c'è una terapia farmacologica e quindi i problemi sono destinati ad aumentare nel tempo, però possono essere, diciamo, rallentati, ad esempio anche con la fornitura di ausili che possono migliorare la vita dei pazienti e devono essere aggiornati, anche perché ci sono sempre degli ausili migliori, soprattutto con l'avanzamento della tecnologia. Certo, indubbiamente. No, è una cosa molto importante, insomma, come si sta cercando anche di affrontare e di gestire questo tipo di malattie, che dobbiamo dire, e noi ne abbiamo, scusateci il termine, approfittato questa mattina, non se ne parla ancora tanto, per cui non sono ancora molto conosciute neppure a livello di opinione pubblica. E quindi mi rivolgo alla signora Vinci, che è in studio con noi, cioè sono situazioni che non è che rappresentino il caso. Lei mi ha parlato di malattie rare, ma ha parlato di una consulta che raduna 15 associazioni, per cui cioè rappresentato una realtà che forse è molto più estesa di quanto nell'accezione comune non si creda, magari si pensa, ma c'è solo quel caso o quell'altro. Qui si parla veramente di numeri importanti, crediamo. Sì, sì, mettendo insieme tutte queste malattie penso che sono diverse migliaia sicuramente. Le persone che sono appunto portatrici di queste disabilità e che hanno quindi bisogno di avere un adeguato trattamento. Come dicevamo, cure vere e proprie non ce ne sono. Ci sono alcuni trattamenti, per esempio nel caso della malattia di mio figlio il cortisone è un medicinale che rallenta il decorso della malattia, quindi come diceva Emanuela, per un bambino con la Duchenne camminare per 3 anni di più, che è questo che gli consente il cortisone, vuol dire magari non andare incontro alla scoliosi e quindi a un possibile intervento chirurgico che è anche molto costoso, perfino diciamo, per il sistema sanitario nazionale. Quindi adottare delle linee guida, quindi dei piani terapeutici tagliati sulla malattia, quindi sulle varie tipologie di malattie, questo è molto importante. Far sì che i centri di riferimento, perché in Italia diciamo, per queste malattie ci sono dei centri di riferimento in quasi tutte le regioni a cui bisogna rivolgersi. Per esempio noi abbiamo Padova. L'ospedale di Padova è il centro di riferimento per le malattie neuromuscolari e dove si trova un'equipe multidisciplinare, però purtroppo non è organizzata in maniera che uno possa usufruire di tutte le specialità in maniera ottimale, ma sono un po', si va dal neurologo. Stamattina io, mio marito e mio figlio siamo andati per fare il controllo pneumologico, poi si va dal cardiologo, però manca un po' l'integrazione, quella che spesso avviene invece
in centri specializzati come i centri Nemo, che sono stati costituiti, ce ne sono diversi a Milano, in Trentino, in Sicilia purtroppo è stato chiuso da poco, però sono centri appunto che trattano le malattie neuromuscolari da tutti i punti di vista e quindi con i vari specialisti che vanno dal neurologo allo pneumologo, il dietista. Certo, sì, l'approccio che si diceva. E quindi, sì, esatto, quindi consentono alle famiglie anche di non dover fare il turismo e dover andare magari anche fuori dalla regione, perché spesso ci appoggiamo a strutture al di fuori della regione per trovare la possibilità di cura migliore, il centro più specializzato, più all'avanguardia, e cercare di portare, uno degli scopi della consulta è cercare di portare quindi sul territorio, vicino alle famiglie, la possibilità di avere tutte le migliori cure che ci sono disponibili al momento, e trattamenti e anche appunto la riabilitazione, la fisioterapia. Questi centri ha detto che si chiamano Nemo, è un acronimo, immaginiamo. Sì, appunto Nemo sta per centri che si occupano delle malattie neuromuscolari, perché spesso hanno a che fare anche con i bambini, quindi il richiamo a Nemo, però purtroppo in Veneto non c'è, quindi ci sono alcuni che dal Veneto si spostano in Lombardia per esempio per avere questo tipo di trattamento. E non che nel Veneto non ci sia la presa in carico, perché c'è la presa in carico, però diciamo che dal punto di vista della fisioterapia, come diceva Emanuela, ci sono delle carenze. Per esempio a Vicenza, dove vive Emanuela, propongono solo cicli di terapia, di fisioterapia solo di 10 o 20 sedute, quando la fisioterapia sappiamo che deve essere costante nel tempo, quindi 2 o 3 volte a settimana. Abbiamo pazienti a Roma che usufruiscono per esempio di fisioterapia a casa e continua, quindi per 3 volte a settimana, per sempre, non a cicli. Ma sullo stesso territorio veneto ci sono situazioni diverse, quindi a seconda delle province la fisioterapia è disponibile oppure no, in centri specializzati oppure a casa, e la situazione è molto diversificata. E questo è un po' lo specchio anche della situazione che c'è in Italia. Sì. Per questo anche c'è stato un grosso stimolo alla costituzione di queste consulte, perché si è visto come questa disparità di possibilità di trattamento e di accesso alle cure crei delle disparità. Sì. No, ma il fatto di una consulta, cioè è un interlocutore importante, insomma, perché vabbè, non lo vogliamo certo suggerire noi alla categoria medica, scientifica, insomma, ogni persona è un caso a parte, ognuno di noi ha una propria fisiologia, per cui insomma richiede un approccio molto profondo, molto calibrato anche a seconda delle diverse situazioni, ma un suggerimento può venire proprio dalle vostre esperienze alla classe medica e scientifica, proprio sulla base di come vivete le vostre esistenze, purtroppo alla luce di questo tipo di patologie che riguardano l'individuo come la signora Pozzan, il figlio della signora Vinci, se non ci sbagliamo, insomma. Sì. Purtroppo. È proprio così. Purtroppo viviamo sulla nostra pelle queste problematiche, quindi ci scontriamo quotidianamente e poi in particolare con il periodo ultimo che c'è stato, con la pandemia del Covid, questo ha aggravato ancora di più la situazione, perché chiaramente gli individui più fragili pagano le conseguenze. Certo. E anche noi, diciamo, non siamo riusciti a fare tutti i controlli che erano necessari per nostro figlio, e quindi se un controllo viene prescritto che deve essere fatto annualmente, magari succede che salti un anno e lo fai una volta ogni 2 anni, oppure ancora peggio ci sono dei controlli che, soprattutto in certe fasi della malattia, quando la malattia avanza, quindi quando da bambini diventano ragazzi o adulti, i controlli devono essere più ravvicinati, e un controllo ogni 6 mesi con la pandemia del Covid non è stato possibile. Mamma mia, cioè veramente questa emergenza sanitaria, ormai sono quasi 2 anni, ha veramente sconvolto tutto, purtroppo per le tante persone che non ci sono più, ma anche proprio dal punto di vista del servizio medico alla comunità, che è stato pazzesco, perché la convergenza in un unico ambito ha penalizzato, ma in una maniera indescrivibile, addirittura guardi,
purtroppo è venuto anche un medico da noi spiegandoci che tanti interventi, tante situazioni hanno poi determinato, lo possiamo dire, dei decessi. Ci sono state persone che abbisognavano di assistenza o di interventi addirittura, non c'era la possibilità e queste persone... Cioè è veramente incredibile la situazione che ha determinato. E immaginiamo per voi, ecco, chiederemo alla signora Pozzan se è ancora in collegamento, eccola. Come lei ha vissuto e sta vivendo, perché parliamo di 22 mesi, ormai praticamente sono 2 anni di emergenza sanitaria, di pandemia. Beh, certamente le mie uscite già erano difficoltose prima e adesso sono totalmente annullate, anche perché è in rischio di contagio, avendo una patologia che colpisce il sistema polmonare e anche cardiaco. È impensabile che io mi sottoponga a dei rischi. Quindi durante soprattutto la stagione invernale io mi metto in lockdown autodeciso, senza intervento di nessuno, e limito il più possibile le uscite, gli incontri, e quindi anche la vita sociale ha avuto un cambiamento. Immaginiamo. Per fortuna che la tecnologia ci è venuta in aiuto, e anche adesso io non avrei potuto essere presente in studio. È vero. Perché sarebbe stato un rischio. Poi queste malattie soffrono anche il problema delle temperature basse, eccetera, quindi tramite lo strumento virtuale diciamo che mi sono un po' sollevata da questo isolamento, perché altrimenti veramente non saprei come potrebbe fare una persona a superare questo lungo periodo di diciamo d'ermita. Di confinamento, insomma, di marginazione, purtroppo, dobbiamo usare questo brutto termine, insomma, perché veramente siamo arrivati a delle situazioni piuttosto difficili, ecco, da affrontare, tanto più se si è in determinate condizioni. Fortunatamente adesso stiamo tornando alla normalità, ma anche lei, signora Vinci, nella sua esperienza, cioè ha verificato che questo ritorno alla normalità garantisce quella risposta che dovreste avere o ancora si fa fatica? No, per adesso sembra che la situazione sia abbastanza sotto controllo. Io avevo paura perché avevamo questo appuntamento stamattina a Padova in pneumologia. Ho detto, visto che in televisione dicevano che la situazione era abbastanza critica anche all'ospedale di Padova, avevo un po' paura, però mi hanno rassicurato, mi hanno detto ieri che l'appuntamento era confermato e quindi effettivamente abbiamo avuto le adeguate, diciamo, i controlli che dovevamo fare sono stati fatti, la visita e tutto quanto. E sicuramente le strutture sono sotto pressione, per fortuna, diciamo, visto il livello delle vaccinazioni, probabilmente non siamo ancora o non siamo entrati in un caso, cioè in una situazione come altri paesi europei. Certo. Invece purtroppo stanno sperimentando, quindi speriamo bene soprattutto che si riesca a mantenere o anche a migliorare, speriamo, la situazione, perché effettivamente è una situazione pesante, soprattutto per questi ragazzi, questi adulti che vivono appunto quasi in isolamento e effettivamente per loro, come diceva bene Emanuela, prendere anche un semplice raffreddore può voler dire veramente compromettere la vita, perché non hanno spesso la forza di tossire e quindi provoca anche soffocamento. È una situazione che per persone che non hanno nessuna patologia è normale, per loro diventa veramente una questione di vita o di morte. No, diventa ulteriormente invalidante in una maniera, insomma, terribile indubbiamente. La domanda che vi volevamo rivolgere è questa, mi rivolgo alla signora Emanuela Pozzan in qualità di coordinatrice. Questa consulta esiste da poco, no? Si diceva. Ci sono degli step, c'è un programma da un punto di vista
chiamiamolo organizzativo e di gestione anche della vostra attività, che prevede, che so, momenti di confronto, momenti di dibattito? Allora, noi comunichiamo tramite una chat WhatsApp e fissiamo degli incontri online, anche perché siamo abbastanza lontani l'uno dall'altro e quindi il sistema funziona meglio, perché non necessita che siamo presenti di persona. E durante queste riunioni, ne abbiamo avuta una proprio ieri sera, stiamo cominciando innanzitutto a conoscerci e portare sul tavolo le problematiche che abbiamo e ci ritroviamo anche in accordo, nel senso che sono problematiche comuni. E abbiamo fissato ancora all'inizio, quando abbiamo fondato la consulta, 3 principali obiettivi da raggiungere e da tentare di portare sul piatto, insomma. Si parla dell'approccio multidisciplinare a queste malattie, poi l'accompagnamento del passaggio dall'età dell'infanzia all'età adulta nella gestione delle malattie e poi appunto la fisioterapia. E il punto che sentiamo più importante è appunto quest'ultimo, puntare sulla fisioterapia, fare una foto della situazione attuale e da lì partire per tentare di migliorare. Certo. Comprendiamo, no, perché oltretutto con la situazione che stiamo vivendo, vabbè, hanno il loro disperarsi, magari quelli che non hanno potuto frequentare determinati luoghi, ma immaginiamo persone che hanno già una situazione difficile come questa, all'arrivo della pandemia. Ecco, voi come l'avete vissuta all'inizio? Immaginiamo come una situazione disperata. Sì, noi sicuramente all'inizio abbiamo cercato di ridurre al massimo i contatti e quindi il nostro figlio andava ancora a scuola, chiaramente. Però devo dire che è stata gestita molto bene sia a livello scolastico, quindi non abbiamo avuto situazioni particolarmente critiche, siamo riusciti a gestire la cosa, anche nostro figlio all'inizio era molto impaurito e poi è riuscito a convivere con questo timore che comunque per fortuna, diciamo, per adesso non lo ha toccato, nel senso che appunto non ha preso la malattia, è riuscito a farsi la vaccinazione. Adesso domani farà la terza dose e questo, diciamo, ci rassicura, perché sappiamo che comunque con la vaccinazione gli effetti, se anche dovesse prendere la malattia, sono sicuramente inferiori. Però chiaramente dal punto di vista sociale è stato un problema, soprattutto per fare un esempio, mio figlio gioca ed è molto contento di giocare in una squadra di hockey in carrozzina. Però durante il lockdown questa attività è stata fermata completamente, nonostante, diciamo, i ragazzi erano tutti vaccinati, nonostante fossero tutti a distanza, perché comunque non c'è un contatto fisico diretto, perché sono in carrozzina, però diciamo che è stato un provvedimento che è andato, diciamo, trasversalmente su tutte le attività sportive e quindi ha preso anche loro. Però era forse per loro l'unica occasione di fare attività sociale e per nostro figlio la squadra è diventata il suo gruppo di amici, quindi è lì che lui vive la sua socialità. Per cui immaginiamo che mancare quella socialità, sì. Insomma, adesso anche... per fortuna è ripresa, speriamo che vada avanti. No, che poi tra l'altro, se non vado errato, in Veneto siamo molto forti in questa disciplina, l'hockey in carrozzina. Sì, c'è la squadra, mio figlio gioca nel Treviso Bulls, ma la squadra di Venezia, i Black Lions, sono campioni d'Italia già da parecchi anni. Per cui insomma, abbiamo detto tutto. Sì. Una cosa in conclusione, che qui il tempo vola, che è una meraviglia. Per contattarvi, lo chiediamo alla signora Pozzan, per contattarvi, per persone che volessero prendere contatto con la consulta, avete pagine social, avete pagina Facebook, siti? Allora, c'è un sito dove ci sono gli indirizzi di tutte le consulte e anche della consulta del Veneto.
che è consultaneuromuscolare.it. E poi c'è il mio numero di telefono che è presente in vari siti, insomma, per chi volesse prendere informazioni o semplicemente informarsi. Certo, insomma, avere qualche chiarimento in più, insomma, per avere anche un'idea, insomma, di che cosa sono queste malattie neuromuscolari. Noi vi ringraziamo Elisabetta Pozzan come coordinatrice della consulta per le malattie neuromuscolari della Regione Veneto e la signora Ialina Vinci, che è la sua vice, come coordinatrice della consulta malattie neuromuscolari della Regione Veneto. Salutiamo la signora Pozzan. Ovviamente le auguriamo una buona serata e un buon proseguimento di giornata, e la signora Vinci, grazie di essere stata con noi e grazie di averci portato tanto. Grazie a voi per averci invitato, grazie. Grazie alle nostre ospiti, a voi per averci seguito. Allora, avete capito, insomma, c'è la possibilità anche via web di contattare la consulta. Noi ci fermiamo qui, 7 in punto vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda alle prossime puntate. Buona giornata e arrivederci.